Come si dice dalle nostre parti, morto un papa se ne fa un altro. Poche parole, la saggezza antica per spiegare che nessuno è indispensabile. Quel nessuno è qualcuno, un nome di peso. Francesca Zaccariotto che dal 30 giugno non rinnova la tessera della Lega Nord. Da 3 mesi non scioglie le sue riserve, né è sul punto di farlo. Sicuramente le persone che non vogliono più sottoscrivere la tessera con il partito scelgono altre strade. Nel percorso della Lega, come in qualsiasi altro partito, quando uno non si è più trovato bene o ha trovato casa altrove o è andato altrove, ma non è che possiamo purtroppo nel bene o nel male stracciarci le vesti se uno se ne va. Il disagio di Francesca Zaccariotto rischia di diventare un clamoroso boomerang in vista delle elezioni comunali di Venezia nella primavera del 2015. Il presidente della provincia, ex sindaco di San Donà, dovrebbe essere l'alfiere del centrodestra, ma oggi in Casa Lega tutto va rimesso in discussione e vola pure qualche piatto. Francesca Zaccariotto è già da anni che lavora prima in comune di San Donà e poi in provincia di Venezia come per la lista Zaccariotto, cioè per una lista che porta il suo nome. E evidentemente in questo periodo starà scegliendo strade diverse che magari portano il suo nome. Insomma, il matrimonio tra la Lega Nord e Francesca Zaccariotto sembra alla fine. C'è aria da "c'eravamo tanto amati", il divorzio è vicino. Mi auguro che sia una pausa di riflessione più che un divorzio. Ormai in Italia il divorzio, come in qualsiasi altra parte del mondo, l'importante è che sia fatto consensualmente, nel senso di, insomma, ci siamo voluti bene, abbiamo fatto tante cose assieme, se si potranno fare altre cose assieme ben venga, se non si potranno il mondo va avanti lo stesso e soprattutto senza di me.